Omicidio risolto dopo 10 anni, era stato commissionato dal figlio della vittima. Caso Jessica Lattuca, durante nuovi accertamenti i RIS trovano tracce di sangue. Mamma e figlio ritrovati morti nei boschi, nuovi elementi di indagine sul caso Viviana Parisi, Gioele Mondello. Confronto ancora una volta ristretto tra aspiranti sindaci di Agrigento. Oggi sceglie di non partecipare anche Firetto. Ieri Zambuto ha presentato la sua squadra, lunedì toccherà ad Angela Galvano. Traffico congestionato al centro, ma per una buona causa. Agrigento si appresta ad ospitare il Giro d'Italia ed il manto stradale si rifà il look. Contagi in aumento, ma anche se i numeri salgono il virus fa meno paura. Fondi per le imprese colpite dal lockdown. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Omicidio dell'ex dipendente del comune di Raffadali Pasquale Mangione, 69enne, ucciso il 2 dicembre 2011, risolto dopo quasi 10 anni. Sarebbe stato commissariato dal figlio della vittima, noto ristoratore di Raffadali, dietro il pagamento di un compenso pari a 10.000 euro. Una sentenza di morte sancita, secondo la ricostruzione degli inquirenti, da comprovati comportamenti vivaci del 69enne al di fuori del vincolo matrimoniale. La squadra mobile di Agrigento ha arrestato 3 persone adesso accusate di omicidio in concorso. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. La Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione a 3 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal GIP presso il Tribunale di Palermo, dottoressa Consiglio, su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, a firma del sostituto procuratore dottor Claudio Camilleri, su indagine condotta dal procuratore aggiunto dottor Paolo Guido. La squadra mobile di Agrigento, diretta da Giovanni Minardi, a distanza di 9 anni, ha esperito una stringente attività investigativa, riuscendo così a risolvere il caso dell'omicidio di Mangione Pasquale avvenuto il 2 dicembre del 2011 a Raffadali. Sono stati catturati Antonino Mangione, dell'80, detenuto presso la casa circondariale di Messina per altri reati, Roberto Lampasona, del 77, e Angelo D'Antona, dell'85, originari della provincia di Agrigento. Ai 3 indagati sono stati contestati a vario titolo i reati di omicidio commesso in concorso con l'aggravante della premeditazione, nonché quelli di detenzione illegale di armi, porto illegale in luogo pubblico e porto illegale di arma clandestina. Complesse le attività di indagine e cattura sviluppate non solo sul territorio siciliano, ma anche oltre il confine nazionale in territorio tedesco, con l'esecuzione a cura della locale polizia di un mandato di arresto europeo nei confronti del D'Antona. Pasquale Mangione è stato rinvenuto in una campagna sita in contrada Modaccamo, agro di Agrigento, zona Raffadali. Le indagini sono apparse subito particolarmente complesse a causa delle condizioni del cadavere che, oltre a risultare attinto da più colpi di arma da fuoco, presentava già gravi lesioni al cranio ed era rimasto esposto alle avverse condizioni meteorologiche in quell'epoca. Le indagini, tuttavia, non hanno permesso di identificare subito gli autori dell'efferato delitto. L'indagine è giunta a una svolta solo negli anni successivi, grazie a nuovi e solidi elementi probatori di natura dichiarativa, tecnica e investigativa. Secondo infatti la ricostruzione accolta dal giudice, il movente del delitto sarebbe da individuare nel comportamento della vittima, che esponeva se stesso e la sua famiglia al pubblico ludibrio. Grazie alle risultanze dell'anno scorso, che partono fondamentalmente da un'attività dichiarativa di uno dei correi, siamo riusciti a raccogliere numerosi elementi di riscontro a queste dichiarazioni e quindi siamo riusciti a convincere un GIP della genuinità della nostra attività. L'attività investigativa parte subito dopo il rinvenimento del cadavere. C'è stata una prima attività fatta nel dicembre del 2011 che oggi si è rivelata essenziale, perché la genuinità di quel tipo di attività, l'accuratezza nella repertazione, quindi l'attività della polizia scientifica e le prime informazioni raccolte ce le siamo ritrovati l'anno scorso e sono state assolutamente utili per quello che era il proseguo dell'attività e per riscontrare le novità in termini di dichiarazioni che erano state
che avevamo acquisito recentemente. Questa dimostrazione del fatto che già al momento del rinvenimento era stata accurata l'attività della polizia giudiziaria, che ha permesso poi successivamente di corroborare la tesi investigativa inizialmente venuta fuori, principalmente quella del momento passionale, che è stata poi riscontrata da tutta l'attività tecnica e anche dalle dichiarazioni che ovviamente sono venute fuori da uno dei correi. Decisive anche alcune intercettazioni. Le intercettazioni che sono state essenziali in quanto hanno permesso di riscontrare quello che era stato emerso dalle dichiarazioni di un punto dei correi e fondano la parte principale di quella che è l'accusa e la ricostruzione della dinamica del delitto. Potrebbero esserci ulteriori risvolti in futuro? Potrebbero essere, se ci dovessero essere delle attività da approfondire, sarà la procura che delegherà le attività e la polizia farà il suo lavoro. Sull'abitazione di Viale Leopardi, di proprietà del padre di Jessica Lattuca, all'epoca dei fatti, in uso al fratello Enzo, passata al setaccio dal RIS di Messina nei giorni scorsi, sarebbero state trovate delle tracce ematiche. Martedì nel laboratorio di Messina del reparto scientifico dell'Arma dei Carabinieri saranno eseguiti degli accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti sequestrati per comprendere a chi potrebbero appartenere e se vi sono collegamenti con altri oggetti sequestrati. L'inchiesta per la scomparsa di Jessica Lattuca, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto del 2018, potrebbe essere arrivata alla svolta. Gli ultimi esami del RIS si sono concentrati proprio sull'abitazione di Via Leopardi, l'ultimo posto dove è stata vista, e sull'autovettura, una Volkswagen Passat dell'ex datore di lavoro della ragazza, auto che il 23 settembre dello stesso anno, poco più di un mese dopo la misteriosa scomparsa della mamma di 4 bambini, venne data alle fiamme in via Bolzano. A disporre i nuovi accertamenti della casa che all'epoca dei fatti era abitata dal fratello di Jessica e dove oggi invece risiede il padre della ragazza, e sull'autovettura dell'ex datore di lavoro è stata la Procura della Repubblica di Agrigento con a capo il procuratore Luigi Patronaggio. Gli approfondimenti scientifici potrebbero, visto che sono trascorsi 2 anni e quell'auto che venne devastata dalle fiamme, essere arrivati dopo il tempo massimo, ma il RIS ha lavorato cercando di scovare qualsiasi traccia biologica che possa eventualmente tornare utile all'inchiesta. I familiari di Jessica avranno la facoltà di assistere agli accertamenti. I carabinieri del RIS erano già stati a casa e nella residenza di campagna di Filippo Russotto, ex compagno di Jessica Lattuca, unica persona iscritta nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione e occultamento di cadavere. L'indagato, difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano, ha sempre respinto le accuse. La morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello è ancora un mistero da risolvere. Omicidio, suicidio, morte dovuta all'incidente sono solamente alcune delle ipotesi in gioco dietro le quali si celerebbe la verità. Quanto davvero accaduto alla DJ 43enne e al figlio di 4, ritrovati entrambi morti nei boschi di Caronia in Sicilia il 4 settembre scorso. Tra i tanti elementi venuti alla luce erano stati ritrovati ulteriori resti ossei nel bosco, non lontani da dove sono stati rinvenuti 2 cadaveri. Oggi la conferma: quei resti appartengono a Gioele. C'è il servizio. Anche gli altri reperti ossei ritrovati a Caronia lo scorso 3 settembre, vicino a dove erano stati trovati i primi, sono di Gioele. A confermarlo, si apprende dall'ANSA, è l'avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, il papà del piccolo e marito di Viviana, scomparsi entrambi il 3 agosto e trovati morti dopo giorni di ricerche. Mi auguro, prosegue Venuti, che questi ulteriori resti permettano ai medici legali di fare maggiore chiarezza sulla morte del piccolo Gioele. Ieri, sempre a Caronia, la polizia scientifica ha raccolto altri reperti che saranno in seguito analizzati con il luminol per capire se ci siano tracce ematiche e se appartengono a Gioele. Ad oltre un mese di distanza dall'inizio di questa storia restano ancora tanti interrogativi. Resta aperta anche la questione delle modalità adottate nelle ricerche di Viviana e Gioele. Intervenendo alla trasmissione Chi l'ha visto su Rai 3, Daniele Mondello ha manifestato ancora una volta le proprie perplessità sulle ricerche, evidenziando che i resti del figlio sono stati trovati da un volontario senza utilizzare sistemi tecnologici. L'inizio della campagna elettorale segna anche l'arrivo degli inviti ai confronti fra candidati
candidati a sindaco di Agrigento. Stamani incontro con gli ordini professionali architetti, ingegneri, geologi, presenti 3 dei 6 candidati: Daniela Catalano, Marcella Carlisi, Marco Zambuto. Assenti l'uscente sindaco Lillo Firetto, Angela Galvano e Franco Miccichè. Quest'ultimo ha diffuso una nota stampa in cui sottolinea che ha scelto di non essere presente a questi incontri. Arturo Cantella. Continuano gli incontri con i candidati a sindaco della nostra città in vista delle elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale e del sindaco il prossimo 4 e 5 ottobre. Dopo quello avvenuto a Fontanelle con il comitato di quartiere, oggi è stata la volta degli ordini professionali che si è svolto all'interno della sala dell'Ordine degli Architetti. Il tema: un progetto per la città. È stato trasmesso online per via delle misure di restrizione dovute al Covid-19. Presenti i candidati Marco Zambuto, appoggiato dalla coalizione UDC Forza Italia diventerà bellissima, Marcella Carlisi di 5 Stelle, Daniela Catalano, coalizione Lega Fratelli d'Italia. Sì, è un incontro voluto dall'Ordine degli Architetti di Agrigento insieme all'Ordine dei Geologi di Sicilia, al Collegio dei Geometri della provincia di Agrigento e dei Periti Agrari. È un incontro dove noi sostanzialmente, come professionisti che operiamo nel settore, abbiamo voluto idearlo per comprendere dal futuro sindaco o comunque dai candidati sindaci quali sono le proposte sulla città. Vede, una città che deve partire da essere una città educativa, una città che si possa confrontare con il mondo della scuola, il mondo del lavoro e il mondo soprattutto dei giovani. È una città che deve riaggregare i suoi quartieri satelliti attraverso parchi urbani esistenti e parchi da realizzare, attraverso le infrastrutture. Dobbiamo parlare di resilienza del centro storico, un centro storico che non ha un progetto di città. E questi sono i temi più importanti, fermo restando che noi vogliamo capire anche la macchina amministrativa come dovrà funzionare. Abbiamo trovato in questi anni diverse defiance per quanto riguarda gli uffici tecnici, un po' in tutta la provincia, ma anche ad Agrigento, voluto anche dalla quota 100. Ecco, noi come liberi professionisti siamo stati in questi anni gli attori principali, ritengo, nello stimolare la politica e le amministrazioni. E questo incontro che viene fatto per la prima volta in provincia di Agrigento, che degli ordini professionali invitano i futuri candidati sindaci, ci sembra un momento di grande democrazia, ma soprattutto ringrazio chi ha voluto partecipare e chi, mi dispiace, magari negli ultimi momenti è stato attraversato da impegni improrogabili. Sì, oggi è una giornata dove chiaramente, d'accordo con gli altri ordini professionali, gli architetti, i geologi, i periti agrari, abbiamo voluto organizzare questo incontro assieme con i candidati a sindaci del Comune di Agrigento per capire le loro idee, le loro innovazioni che proporranno per lo sviluppo di questa città, una città che secondo me ha bisogno di cambiamenti, perché è una città che può fare da volano a un intero territorio agrigentino. Allora, gli ordini devo dire che soprattutto negli ultimi tempi sono stati abbastanza presenti, perché comunque è caldo ancora il tema del piano regolatore generale, che per anni è valido, non è valido, ha portato diciamo ad Agrigento una carenza di regole e un presidio di civiltà che questa città non ha avuto. Quindi, aspettando che con la prossima amministrazione si concretizzi il piano generale, vediamo quali sono gli sviluppi dell'urbanistica ad Agrigento. È un importante confronto con gli ordini professionali di Agrigento, qui all'Ordine degli Architetti, per costruire insieme la città futura. In questi ultimi anni si è registrato un silenzio da una parte e una narrazione di una favola diversa dalla realtà. Una narrazione che ci è stata raccontata che voleva rappresentare una città che ci stava forse soltanto nella testa di qualcuno. E oggi qui, in questa sede, per esempio rispetto a un tema attuale, concreto, qual è quello del piano regolatore generale, abbiamo la possibilità di spiegare e di dire le scelte scellerate che sono state compiute su questo aspetto e su questo terreno da parte della
amministrazione attiva, che ha fatto fermare, bloccare un percorso che era stato avviato e che era pronto alla conclusione, facendo perdere alla città più di 20 anni di tempo. Questo oggi occorre riprendere un cammino insieme con tutti gli ordini professionali, insieme con tutte le energie di questa città, per ricostruire e soprattutto definire rispetto ad aspettative legittime che ci sono da parte degli agrigentini, per una pianificazione ordinata, per una pianificazione che dia la certezza del diritto. Innanzitutto, prima di dare le risposte bisogna sentire le domande, e se non si ha capacità di ascolto questo non si può fare. Chiaramente, se ci si limita però all'ascolto, al sentire, allo stare in giro, e poi non si va per cercare di risolvere con delle risposte che vanno fornite al lavoro, poi il procedimento è sempre monco. Quindi solo ascoltare no, chiudersi senza ascoltare neanche, ascoltare e mettere in pratica. Non possiamo in questo contesto non parlare di centro storico, di una visione futuristica di centro storico, con street food permanente, con percorsi della fede, perché grazie alla Chiesa, al Mudia, che il centro storico ha una vita in questo momento. Pensare all'incremento, all'incentivo ad imprese artigianali che facciano sentire il profumo di sicilianità se si percorre il centro storico, e poi per ogni spazio, per ogni visione, non dimenticare l'elemento umano. Cioè noi prima di pensare a fare una piazza, a fare un percorso, dobbiamo dire ma chi lo vive, che esigenze abbiamo, quali categorie, e quindi non dimenticare quello che è anche poi rappresentato da proposte come la mia, che tutti conoscono, di un assessorato con delega ai bambini, ma anche alla serenità per i tanti anziani che ci sono. Noi pensiamo all'essere umano e poi proviamo a fare una progettualità ascoltando chi in modo virtuoso si mette a disposizione dell'amministrazione, come ha fatto l'Ordine degli Architetti, come altri organi professionali, perché dalla sinergia che si fanno le cose. Se si ritiene di essere tuttologi non si ottiene nulla, bisogna ascoltare chi sa di più in un contesto e in un altro e poi mettere in pratica, e lì i risultati ci sono. Ed il candidato Marco Zambuto ieri ha presentato i suoi assessori alla città e le sue liste targate Forza Italia UDC e Diventerà Bellissima, con in prima fila Riccardo Gallo, Margherita La Roccaluvolo e Giusy Savarino. Vediamo. È una scommessa perché i tempi cambiano e oggi si è chiamati più quasi quasi ad essere impositori ed esattori e muoversi in grande difficoltà, anche perché i comuni sono visti ormai come l'anello terminale della pubblica amministrazione. Spesso i governi scaricano la responsabilità sui sindaci. Io sono felicissima di farti la campagna elettorale, sono felicissima di aver costruito insieme a degli amici come Riccardo, come Decio, Margherita e tanti altri che sono qui in sala un percorso politico serio, consapevole, strutturato, a sostegno della tua candidatura. Che sindaco sarà Marco Zambuto? Ma sicuramente è un sindaco che parla con la gente, che si fa carico dei problemi delle persone, che vuole rappresentare la vita reale, quotidiana, fatta di bisogni, fatta di necessità e fatta anche di speranze. Ecco, io penso che in questi anni a questa città sia mancato questo, sia mancata una capacità di confronto con un palazzo, con un'amministrazione che ha vissuto su un altro piano, che ha vissuto un'altra vita. Abbiamo assistito a una narrazione di una città che non è corrisposto alla vita reale dei suoi cittadini, e soprattutto una città che si è fermata, una città nella quale i servizi più importanti sono assolutamente da rivedere. Il tema della città pulita: abbiamo una città che sul piano dei rifiuti è un'offesa ed è un pugno negli occhi di ogni agrigentino. A fronte di un costo del servizio che è aumentato, abbiamo una condizione della città che per quella che è una città turistica non è possibile vedere ogni giorno così, per poi non parlare di uno spazzamento che non c'è più, di un discerbamento che non c'è più, di una derattizzazione che non so da quanti anni non si fa, di una disinfestazione che non so da quanti anni non si fa. Una città che in questi anni io non so quali finanziamenti abbia recuperato, quali finanziamenti per il centro storico. Non c'è un finanziamento recuperato per il centro storico di Agrigento, non c'è un finanziamento recuperato per la riqualificazione dell'intera città. È una città che è stata ferma.
che si è fermata a fronte di chi invece narrava un film, narrava un film che non c'è stato. Ora occorre riprendere un cammino dalle cose importanti che sono la depurazione di questa città. Io avevo avevo sbloccato la vicenda nel 2011, sono passati 8 anni, 9 anni e soltanto ora si parla del bando di gara per la realizzazione del grande depuratore del villaggio Mosè. La vicenda della rete idrica che avevamo portato nel 2010 ancora oggi non si sa dove sia finita, ma i grandi progetti per il centro storico, con il progetto Terra Vecchia e il progetto Ravanusella avevo portato 20 milioni di euro, si sono persi. Quindi quello che dico, tu oggi hai una responsabilità reale e ti chiedo, siccome sei molto più maturo di prima e hai fatto tante cose positive, anche negative, di non deludere tutti noi, perché tutte le persone si stanno fidando di te. Quindi io ti dico col cuore, siccome siamo persone che siamo i nostri genitori, di tutti noi, la nostra storia, io sono emozionato perché vorrei dire... Possiamo dire, anzi ha raccontato, che Marco Zambuto tutto sommato l'ha avvicinata alla politica e oggi lei ha scelto di appoggiarla in questa battaglia. Beh, lo conosco dal 2012 per i motivi che ho detto prima. Oggi col mio partito, con l'UDC, abbiamo con tutta coscienza deciso di scendere in campo, abbiamo una lista che lo sostiene e quindi questo per noi è un motivo di orgoglio, lavorare per la città di Agrigento perché i giovani si possano avvicinare alla politica e i cittadini possano sentire chi fa politica vicino e pronto alla soluzione dei problemi che attanagliano tutte le nostre città e quindi anche quella di Agrigento. Margherita La Roccaruvola ha parlato da sindaco prima ancora che da onorevole, anche l'onorevole Terrano è stato sindaco per numerosi anni, dunque che consiglio si sente di dare a Marco Zambuto? Oggi fare il sindaco è un problema serio, però ritengo che Marco è un uomo capace, già sperimentato e di valori etici alti, perché l'ha dimostrato con la sua dimissione da sindaco solo con un semplice avviso di garanzia per dire alla città la città non può pensare che io sia un ladro, la città non può pensare che io non abbia valori etici e mi dimetto, tant'è che è stato assolto con un luogo non a procedere in quanto era una persona per bene e queste sono le ragioni che ci portano oggi a sostenere Marco, perché è una persona per bene, una persona capace, una persona che sa confrontarsi con la gente e tutto l'UDC, da Lorenzo Cesa, dal sottoscritto nella qualità di coordinatore regionale, da tutta la Diputazione abbiamo fatto la scelta assieme per dire Marco va bene a sindaco, ma la felicità mia oggi è quella di dire che assieme a Forza Italia, assieme a Diventerà Bellissima abbiamo costruito un progetto comune che possiamo esportare ovunque e in tutti i comuni della Sicilia. La parola ascolto non solo nel campo del volontariato, nell'aiuto dei più fragili, ma ascolto anche dell'intera città. Sì, questa sera ho suggerito a Marco questo verbo, ascoltare, perché è la parola d'ordine del mio lavoro in questi anni e anche sarà dell'amministrazione di Marco Zambuto, proprio perché vogliamo prima di tutto ascoltare i bisogni della gente, per poi fare i progetti per la gente, perché solo così potremo rispondere ai veri bisogni della nostra città. Lunedì prossimo 14 settembre alle ore 12 a San Leone al Molo, conferenza stampa di presentazione della candidata a sindaco della città di Agrigento Angela Galvano. I lavori saranno moderati dal collega Nino Randisi, designato assessore nella giunta della candidata Galvano. Per consentire l'esecuzione dei lavori oggi e sino a cessata necessità, il tratto stradale compreso tra via Crescente, la passeggiata archeologica e via Crispi sino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele a traffico limitato, come da ordinanza del Comune di Agrigento. Ho avuto modo di apprezzare la disponibilità e la professionalità dei funzionari incaricati, afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola, che stanno facendo di tutto per riuscire a seguire i lavori entro la fine del mese e quindi in tempo per il passaggio del Giro d'Italia. In pochi giorni hanno redatto il progetto, acquisito i pareri e proceduto alla verifica e validazione dello stesso progetto, consentendo un immediato avvio dei lavori. Puntiamo sulla pazienza dei cittadini
cittadini, continua l'Amendola, per i disagi che dovranno affrontare durante le prossime 2 settimane a causa del traffico limitato in zone nevralgiche della città, al fine di ridurre il tempo di esecuzione dei lavori e quindi i disagi per i cittadini. Abbiamo prescritto alla ditta esecutrice di lavorare anche nei giorni festivi. I lavori, che sono stati finanziati dal governo Musumeci, consistono nella scarificazione della vecchia pavimentazione stradale, nella sistemazione dei tombini che in atto non sono allineati alla superficie stradale, nella ripavimentazione con apposito tappetino bitumoso di usura che garantirà una superficie particolarmente idonea al transito ciclistico. Incontro tra il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e il delegato della Conferenza Episcopale sul tema migranti. Vediamo. È penoso sentire definire gregari di questo o quel politico i sacerdoti che predicano il Vangelo di Cristo senza se e senza ma. Dovremmo brandire Vangelo e Rosario e fischiare il Papa urlando contro i migranti per non urtare la sensibilità di chi pensa a respingimenti, rifiuto di soccorso e non accoglienza. Lo affermava qualche giorno addietro il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, in risposta al presidente della regione, Nello Musumeci, che sabato scorso ad Agrigento ha lanciato un'invettiva ai partecipanti del meeting politico del suo movimento Diventerà bellissima. Musumeci ha infatti detto: non si chiedono perché la gente si allontana dalla Chiesa cattolica quando si cerca un sacerdote e le persone trovano un gregario di Zingaretti e Di Maio a fare le prediche. Qualche cattolico manda a quel paese preti e decide di pregare per conto suo. In questa vicenda mi sono ritrovato a combattere contro la gente da cui ci si aspetta condivisione. Non è dato di sapere in quali chiese il presidente della regione o chi per lui ha ascoltato parole di preti che hanno talmente turbato il suo spirito da provocare l'invettiva lanciata ad Agrigento, dice in risposta Monsignor Mogavero. Eppure Musumeci rincara la dose, non di certo in relazione alle dichiarazioni di Mogavero. La mia vita e il mio impegno politico sono sempre stati guidati da una convinta ispirazione cristiana. Servono realismo e buonsenso per affrontare e avviare a soluzione la triste questione dei migranti che perdura da anni e che non ammette più distrazioni da parte di alcuno, a cominciare dall'Unione Europea. Compito del presidente della regione è quello di garantire la salute di tutti nel rispetto delle leggi e della dignità umana. Così, infatti, Nello Musumeci sulla sua pagina Facebook. Intanto un tavolo di confronto per la ricerca di soluzioni sul tema dei migranti è stato chiesto durante la sua visita a Palazzo d'Orleans dal vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante, delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Nel corso del cordiale incontro, al quale erano presenti anche l'assessore al territorio Toto Cordaro, il pro vicario generale della Curia Giuseppe Licciardi, l'alto prelato ha sottolineato che bisogna aprire un dialogo e non uno scontro sul tema dell'immigrazione. Sono certo, ha detto Marciante, rivolto al governatore, che molte delle mie considerazioni potrebbe condividerle perché corrispondono a valori da lei apprezzati. I protocolli di sicurezza, ha aggiunto, restano preziosissimi perché in questo delicatissimo momento storico rappresentano la voce della legalità e della carità verso il mio prossimo, più prossimo. Lo sappiamo benissimo, il coronavirus non guarda in faccia a nessuno, per questo dobbiamo dare voce alla dignità umana con il megafono della carità e della solidarietà. Dobbiamo scegliere la via dell'integrazione chiedendoci se oggi ghettizzare in un campo, elargire una somma mensile utile per sopravvivere, per sopperire alla spesa, sia un tentativo di integrazione azzeccato. Per Monsignor Marciante bisogna interrogarsi anche sulle cause legate alla penuria di strutture di accoglienza, sulle fughe degli immigrati da hotspot e centri. Facciamo sentire la nostra voce, sempre tenendo in mano la bussola del dialogo, ai politici della nostra Europa incapaci sul fenomeno migratorio di pianificare strategie e politiche condivise. Sono certo, ha concluso il vescovo, che Chiesa e istituzioni democratiche sapranno trovare nel dialogo una via dignitosa e sicura per tutti. Il presidente Musumeci, nell'apprezzare i toni e nell'accogliere le parole del delegato della Conferenza Episcopale Siciliana, ha ribadito la volontà del governo regionale di proseguire nella logica del dialogo con la Chiesa isolana, evidenziando come la mia vita e il mio impegno politico siano sempre stati guidati da una convinta ispirazione
dell'aspirazione cristiana, come detto poc'anzi, nel rispetto di leggi e dignità umana. 70 migranti, tutti in un unico barcone, sono stati intercettati dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza al largo di Lampedusa. Il gruppo, dopo l'approdo, è stato già portato all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento sono presenti 358 extracomunitari a fronte dei 192 posti disponibili. Ieri a Lampedusa c'erano stati 4 sbarchi con l'arrivo complessivo di 69 tunisini. Banda spaccaossa e falsi incidenti a Palermo, condanne per 2 secoli di carcere. I dettagli nel servizio. Non sono stati accolti e quindi confermati 2 ergastoli per omicidio volontario richiesti a maggio dalla procura, ma per 33 imputati. In uno dei processi nati dalle inchieste sui cosiddetti spaccaossa, le condanne del GUP Giulia Malaponte, seppur inflitte con il rito abbreviato, sono estremamente pesanti. Il giudice ha anche deciso di assolvere 5 persone che per l'accusa sarebbero state coinvolte nella maxi truffa alle assicurazioni basata su finti incidenti, ma con vittime che venivano ferite veramente, facendosi lanciare addosso mattoni di tufo e pesi da palestra, spesso senza neppure essere anestetizzate. Sono circa 2 secoli quelli che i condannati dovranno complessivamente scontare in carcere, pene che confermano le indagini della squadra mobile coordinate dai procuratori aggiunti Ennio Petrini, Salvatore De Luca e Sergio De Montis, assieme ai sostituti Daniele Sansoni e Alfredo Gagliardi. Il processo è nato dai blitz Tantalo dell'agosto 2018 e Tantalo bis dell'aprile successivo. Tutto era partito dalla morte di un tunisino, Yacoub Adri, il 9 gennaio del 2017 in una strada di Brancaccio. Apparentemente il giovane sembrava non essere sopravvissuto ad un incidente stradale, ma dopo una perizia era emerso invece che le lesioni non sarebbero state compatibili con la dinamica dell'ipotetico sinistro. Tra i condannati ci sono i presunti capi dei vari gruppi, ma anche un avvocato, Graziano D'Agostino, un sedicente legale, Giovanna Lentini, un perito assicurativo, Mario Fenech, nonché diversi imputati che si sarebbero occupati proprio di spaccare braccia e gambe a persone con gravi difficoltà economiche o problemi di dipendenza dalla droga. Alle finte vittime andavano poche centinaia di euro per rimediare lesioni anche permanenti, mentre le bande, secondo gli investigatori, avrebbero mosso un giro da almeno 12 milioni di euro. La crudeltà e il cinismo che emergevano dalle intercettazioni avevano aperto uno squarcio su una Palermo fatta di miseria e avidità, dove pur di mangiare, di dare un po' di latte ai propri figli, persone erano disposte a perdere un arto, a sottoporsi a sofferenze inaudite. Sono stati scagionati Michele Di Lorenzo, Giuseppe Rosciglione, Antonino Saviano, Gaetano Girgenti e Salvatore Mazzanares. Il giudice ha anche disposto che i condannati risarciscono le compagnie assicurative che si erano costituite parte civile, così come la madre di Adri. Dopo gli arresti di Tantalo, 3 degli indagati, l'infermiera del civico Antonia Conte, Salvatore Lapian e Francesco Mocciaro, decisero di collaborare con i magistrati e fu proprio grazie alle loro rivelazioni che nacque l'inchiesta Tantalo bis. Finora sono ben 5 le indagini che la procura ha dedicato al filone degli spaccaossa. È stato trovato in possesso, secondo l'accusa, di 9 grammi di cocaina, 23 di mannite e 51 grammi di marijuana, tutto custodito gelosamente all'interno di un barattolo. E per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che un disoccupato licatese di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri. L'arresto è stato già convalidato e il giudice ha previsto per l'indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Licatere e carabinieri della compagnia cittadina anche nei giorni scorsi si sono occupati di tenere alta la guardia contro il crescente fenomeno dello spaccio di stupefacenti, e in questo contesto, verosimilmente a margine di un'attività investigativa, che è scattata la perquisizione domiciliare nella residenza del 65enne. Molotov contro l'ingresso di un'attività commerciale di Palma di Montechiaro. La bottiglia incendiaria è stata lanciata all'indirizzo di un'agenzia di disbrigo pratiche chiusa dal marzo scorso in seguito al lockdown. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno spento sul nascere un principio di incendio. Un piccolo boato è stato sentito da alcuni residenti della zona, che hanno anche allertato le forze dell'ordine. I poliziotti del locale commissariato hanno avviato le indagini nel più fitto riservo per chiarire gli aspetti e i contorni della vicenda.
Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ci spostiamo a Naro, dove si è svolto un appuntamento tematico su Agenda Europa, turismo e cultura. Arturo Cantella. Pezzini, oggi Upgrade Naro, ultimo appuntamento, l'agenda dell'Unione Europea alla cultura al centro per la crescita degli Stati membri, ma dei giovani, dell'educazione e della scuola. Sì, è stato importante approfondire questo tema perché fra un po' usciranno i bandi che partiranno dal 21 fino al 27 sulla cultura e i bandi potranno essere proficui, potranno essere positivi ove vi sia la comprensione dei contenuti di questi bandi, del valore aggiunto europeo che c'è in questi bandi, ma questo avviene nel momento in cui la gente attraverso questi incontri approfondisce il tema della cultura e capisce cosa vuole l'Europa per la crescita culturale. Grazie a voi. Per i giovani ci sono grandi aiuti, in particolare anche per gli artisti. A Naro ci sono stati 2 piccoli artisti a simbolo del vostro impegno. Sì, ci sono, bisogna riuscire a valorizzarli, bisogna cominciare a seguire certe indicazioni che vengono perché la cultura musicale, la cultura libera, tutti i tipi di cultura hanno una grande importanza in Europa, quindi voi avete la fortuna di avere questi giovani, questione di seguirli e farli entrare nel circuito. Esiste anche l'orchestra europea dove quelli in gamba poi vengono presi, loro domani possono chiedere di entrare nell'orchestra europea e quindi suonare proprio quello che è l'inno europeo e tutto il resto, sono cose che possiamo vedere nel futuro, grazie al sindaco di Naro che organizza queste cose legate all'Europa. Sindaco Brandara, Upgrade Naro giunto al suo ultimo appuntamento con grande attenzione dell'Europa alla cultura. Questa sera si è parlato tanto di cultura e di turismo, lo ha fatto il professore Pezzini. Ecco, una sua impressione su questo incontro e su ciò che Naro ha tratto da questo Upgrade Naro. Diciamo che la conclusione di una prima parte delle giornate naresi, perché noi ringraziamo il professore Pezzini che già ci ha promesso di poter ritornare a Naro per un altro ciclo di interessanti spunti ed interessanti convegni che lui potrà in qualche modo dirigere, presenziare per portarci le novità che ci sono in Europa e per avvicinare sempre più questo nostro piccolo paese ma grandissimo per la sua storia, avvicinarlo di più all'Europa. Però a me non piace la cultura dei figli unici. Io invece faccio un invito ai miei colleghi sindaci della provincia di Agrigento, in ogni caso quelli che sono più vicini a noi, come anche territorialmente voglio dire, pensiamola una cosa importante che possa vederci tutti insieme a presentare qualche progetto di tipo europeo che, come tutti sappiamo, avrebbe anche più, tra virgolette, fortuna di essere finanziato, perché se non stiamo al passo con i tempi non abbiamo fatto niente. E poi noi, voi sapete, la nostra è la terra di Piero Barone, un'eccellenza, una star mondiale, almeno fino adesso, ma io parlo narese in questo momento. E poi abbiamo la piccola Magda Cacciatore che si è classificata prima nel Cantagiro Junior, quindi la nostra è veramente una terra di artisti. Io devo dire, e poi torno a loro, io devo dire che una grande attenzione insieme con l'assessore dottore Vincenzo Cavaleri riserveremo a quella che è l'arte in tutte le sue forme, dallo street art alle cose ben più importanti, cioè più importanti, non ben più importanti. Quindi per noi sarà assolutamente importante raggiungere alcuni risultati. Poi io lo scorso anno, appena insediata, ho avuto il piacere di sentire questi 2 capolavori, devo dire me ne sono innamorata, ormai c'è un rapporto splendido, poi ci salutiamo con i nostri nomi, c'è nato un rapporto splendido e io auguro loro di diventare come il nostro Piero delle star mondiali. Tu sei? Mirko con la K, Valerio con la L, Maria Grazia con la M. Ciao.
Sono 104 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore scoperti sui 4.212 tamponi processati. In tutto sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva. La Regione siciliana ha comunicato, spiegano dal Ministero della Salute, che dei 104 nuovi positivi di oggi, 11 sono migranti ospiti nella nave azzurra errata al porto di Augusta. Per quanto riguarda i casi totali, 112 sono ricoverati con sintomi, 1.577 le persone in isolamento domiciliare. Il totale degli attuali positivi ammonta a 1.706. Anche oggi non ci sono morti. Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, sono stati resi noti 3 casi, uno ad Agrigento, uno a Ravanusa e uno a Cattolica Eraclea. Invece ieri ne erano stati resi noti sempre dai sindaci, 3 a Canicattì, uno a Ravanusa, uno a Sciacca e 2 sempre ad Agrigento. Ieri sera il Comune di Milazzo ha diramato un comunicato stampa con il quale informa la cittadinanza dell'improvvisa impennata di casi positivi in città. L'ASP ha trasmesso al sindaco Giovanni Formica il risultato dei tamponi eseguiti negli ultimi giorni, che hanno confermato la positività di 6 persone, 5 uomini e una donna, arrivando ad un totale di 7 persone, includendo anche il medico del Fogliani, risultato positivo nelle scorse settimane. I nuovi 6 casi sembrerebbero non essere collegati dal punto di vista familiare, essendo stati riscontrati in diverse zone della città che vanno dal centro alla periferia. Il sindaco Giovanni Formica si è detto pronto a valutare l'adozione di provvedimenti restrittivi, in special modo nei confronti dei giovani, che nelle ore serali si riuniscono nei vari locali della città, non indossando la mascherina e senza rispettare il distanziamento, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente. Non sono da escludere una rimodulazione degli orari e anche altri provvedimenti che sono già allo studio, alla luce delle nuove indicazioni che giungono dalla Prefettura e dalla Questura. Per la 6ª settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese, anche se l'RT si mantiene di poco superiore ad 1. Sono molti focolai segnalati in diverse regioni italiane, anche se sta diminuendo il numero di questi causati da rientri da aree turistiche. Aumenta purtroppo l'età alla diagnosi, che ora è di circa 35 anni, il che sta a significare un inizio di trasmissione intrafamiliare. Naturalmente per tutti questi motivi è necessario continuare a tenere comportamenti prudenti, quali il distanziamento sociale, quindi soprattutto evitare assembramenti, utilizzare le mascherine in luogo pubblico in particolare e naturalmente mantenere una sana ed accurata igiene delle mani. Fondo perduto per le imprese colpite dal lockdown. I dettagli nel servizio. L'argomento di oggi riguarda il fondo perduto destinato alle imprese che hanno ricevuto dei danni in merito al lockdown. Sono fondi europei precedentemente destinati ad altri bandi ma che non sono stati erogati, ammontano a circa 128 milioni. Il contributo massimo che si potrà ricevere è pari a 35.000 euro. Per poter accedere a questo incentivo bisognerà partecipare al Click Day, la cui data sarà pubblicata appena uscirà il bando, che si prevede entro la fine di settembre. Possono partecipare tutte le imprese che hanno un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro e un numero di dipendenti inferiore a 10. Devono dimostrare di aver avuto dei cali di fatturato nel periodo di lockdown. È stato pubblicato il link sul quale poter fare la registrazione, ma allo stato attuale non funziona. È incentivi.regione.sicilia.it. Chi non ha vincoli di partecipazione sono le strutture turistico ricettive. Possono partecipare a prescindere dai vincoli previsti dal bando. Adesso lo sport, Coppa Italia, domani l'Acragas scende in casa ma non avrà i suoi tifosi. Carmelo Lentini. Si ritorna in campo per il primo turno di ritorno di Coppa Italia in memoria al Gianfranco Provenzano, il cui esito finale deciderà le sorti per il passaggio del turno.
In tutti i campi, per disposizione del decreto ministeriale a causa delle restrizioni dovute al Covid, si dovranno giocare rigorosamente a porte chiuse. Un inizio di stagione mal digerito dalle tifoserie, che sono in fermento a livello mondiale per trovare una soluzione idonea a risolvere il problema. Ritornando alle squadre agrigentine, che si contenteranno il passaggio del turno, spiccano Casteltermini, Akragas e Pro Favara Canicattì. I risultati acquisiti nel turno di andata presuppongono che sicuramente potrà esserci battaglia in campo, in quanto lo scarto di appena una rete non consente di avere la certezza della qualificazione. All'Esseneto a decidere le sorti della sfida è stato un tiro piazzato realizzato da Rosario Licata, mentre la gara del Saraceno ha visto prevalere il Canicattì grazie alle reti di Malluzio e Ferrotti, mentre per la Pro Favara ha segnato il sempreverde Cortese. Ritornando alla gara del Lombardo di Casteltermini, entrambi i tecnici, La Bianca e Di Gaetano, hanno preparato la sfida con grande impegno. I locali mirano a dare la prima soddisfazione stagionale ai propri beniamini. Lo stesso vale anche per quelle dei biancazzurri. Purtroppo, come detto prima, questa gara verrà disputata a porte chiuse. A dirigere questa partita sarà Fabio Caruso di Palermo, con assistenti la signorina Elvira Rizzo e Pierluigi Fazzi, entrambi di Enna. Al Giovanni Bruccoleri dirigerà invece Ruggero Alessi di Palermo, assistenti Andrea Varisano e Salvatore Zambuto Sitra, entrambi di Agrigento. Torna a giocare l'unità si sciacca, ma il passaggio del turno è oramai compromesso per la brutta sconfitta interna subita al Gurrere per 0-5. La compagine verde-nero del tecnico Gerardi, priva dei suoi uomini migliori e con l'organico da completare, sarà di scena a Castelveterano nel tentativo di limitare danni. Arbitrerà Giovanni Marco Arena di Palermo, collaborato da Francesco Camarda e Lorenzo Biunta di Trapani. Concludiamo con la Coppa Italia di promozione Orazio Sino, dove è in programma l'unico derby agrigentino che si giocherà tra Raffadali e Camarat. Nella gara di andata si impose la compagine di Renato Maggio con il risultato di 3-0. Qualificazione in tasca, di certo sarà una gara tutta da seguire. Questa partita è stata affidata a Daniele Mastro Simone di Palermo, il quale verrà affiancato da Giovanni Figuccia e Antonio Barone di Marsala. Sì, diciamo che il primo tempo è stato giocato di questo doppio confronto, siamo in vantaggio di un gol e quindi dobbiamo cercare di andare lì e farne almeno un altro. Quindi non faremo sicuramente una partita di attesa perché non è nella nostra mentalità e quindi andremo a Casteltermini così come andremo ovunque per cercare di fare la partita. Poi è ovvio che ci sono gli avversari, ci sono le condizioni fisiche che vanno migliorando di giorno in giorno, quindi poi in base alle situazioni che si presentano ci adattiamo. Che avversario ti aspetti domani? Un avversario così come quello che abbiamo visto qui all'Esseneto, è una squadra tosta, una squadra che ha un piccolo vantaggio rispetto a noi perché ha iniziato dopo e quindi è più fresca dal punto di vista fisico, infatti era più brillante, loro domenica scorsa avevano appena 10 giorni di allenamento, quindi era normale che fossero un po' più brillanti di noi. Infatti il secondo tempo si è visto quella differenza appunto atletica, però noi abbiamo lavorato bene, quindi possiamo e dobbiamo fare comunque una grande prestazione per cercare di passare il turno in qualsiasi maniera. Com'è stata questa settimana di lavoro? Cosa ha detto quest'altra settimana in termini di crescita? Sì, no, la squadra sta crescendo, abbiamo fatto dei lavori che comunque adesso siamo quasi alla normalità, no, della settimana tipo, quindi sono dei lavori un po' più veloci, un po' più rapidi, quindi dobbiamo smaltire quello che abbiamo fatto nella prima parte e dobbiamo velocizzare, cosa che stiamo facendo e già devo dire che la condizione mi è sembrata ancora migliore rispetto alla scorsa settimana. Al di là del risultato di domani, cosa chiederai alla tua squadra? Cosa vuoi vedere? Io voglio vedere la crescita costante che deve esserci. Io mi auguro di arrivare a fine campionato che la squadra abbia un'identità tutta sua, sappia bene quello che debba fare in campo e quindi abbia le idee chiare sempre in qualsiasi situazione. Andremo lì a fare la partita, come ha detto il mister Poc'anzi, con l'obiettivo di non difendere l'1-0, ma di fare la partita e cercare di fare più gol possibili.
Il vantaggio di 1-0 nel match di andata è un buon risultato per la gara di ritorno? Sì, ovviamente abbiamo questo vantaggio di un gol, però non ci dobbiamo cullare perché comunque sia non possiamo andare lì a difendere soltanto un gol, ma cercare di fare la partita e di vincerla, non di difendere l'1-0, non è nel nostro DNA. Ecco, come vedi crescere la squadra? Si possono fare delle differenze, non vogliamo metterti in difficoltà, però differenze rispetto alla passata stagione? Ma differenze è difficile farle. Ovviamente l'anno scorso partiamo dal punto di vista, cioè dal presupposto che abbiamo cambiato tanto. Abbiamo cambiato 3 allenatori, quindi 3 modi differenti di vedere il calcio e quindi anche questo ha influito. Quest'anno c'è il mister Di Gaetano che ha una sua identità di gioco ben specifica e quindi stiamo a buon punto, devo essere sincero, stiamo cominciando a interpretarla nel miglior modo possibile. Differenze mi viene difficile farlo perché comunque sia, capisci bene, compagni erano l'anno scorso e compagni sono quest'anno. Però, una ragazza competitiva. Sì, senza ombra di dubbio. Non penso che tocchi a me dire che ci sono giocatori di spessore e di livello sia l'anno scorso che quest'anno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.